La buona scuola è un insieme di norme che sono state predisposte ad arte per poter distruggere la scuola pubblica, dalla incertezza della stabilità del posto di lavoro degli insegnanti, sottoposti a un giudizio del dirigente che spesso non ha parametri come dire, oggettivi, e la valutazione del merito con un premio in denaro agli insegnanti che secondo il dirigente scolastico sono meritevoli del premio, e la divisione perciò delle categorie tra i docenti buoni e i docenti cattivi, i docenti bravi e i docenti meno bravi. E nella scuola i temi di didattica, di sperimentazione educativa vengono completamente dimenticati, non c'è più spazio, dove il collegio docenti diventa un consiglio di amministrazione che sceglie come spendere i soldi. Non si discute più di docimologia, non si discute più di valutazione, degli alunni naturalmente, tutta una serie di atti burocratici che servono semplicemente a trasformare la scuola in un'azienda improduttiva, in cui gli studenti sono protagonisti come il toro nell'arena. E contro tutto questo il movimento degli insegnanti l'anno scorso ha fatto uno dei più grandi scioperi della categoria, e il testo di legge è passato soltanto attraverso lo strumento della fiducia, con un maxi emendamento che lo ha trasformato in un unico testo, in un unico articolo con cosa sono 290 circa commi, senza discussione, senza condivisione da parte né dell'opinione pubblica né della maggior parte degli insegnanti.